Ciao a tutti Piaderoli, eccoci finalmente a fare un nuovo capitolo della campagna di Shogun 2 Total War Fall of the Samurai con il clan Chosu. Facciamo un pochettino un attimo un riassunto delle puntate precedenti, che pure non è che sia successo chissà cosa, ovvero siamo partiti che avevamo già un clan in guerra e quindi siamo andati subito a conquistarci la loro l'unica provincia, in modo tale da stare subito tranquilli. No, avete visto già una battaglia con il nuovo stile della nuova campagna, che mi è sembrata una bella battaglia da vedere e niente, quindi dopo vi ho posto una prima scelta, ovvero se andare verso la terraferma dove c'è il grosso dei clan che stanno sotto lo shogunato, o se prima se impadronirsi della penisolina. Voi avete scelto, anche secondo a mio avviso, astutamente di andare verso lo shogunato, perché comunque secondo me diciamo che nella penisolina è piena di clan sotto l'imperatore, quindi andare a dichiarare guerra dei clan diciamo che sono dalla nostra stessa parte non avrebbe avuto molto senso, per cui avete scelto la cosa giusta. Poi comunque vediamo con l'avanzare della campagna cosa succede, se comunque questa scelta va un pochettino revisionata. Però comunque di norma io cercherò di andare verso lo shogunato. Per cui andiamo a vedere subito che cosa, cioè partiamo subito con il nostro nuovo capitolo. Andiamo. Allora, eccoci qua. Vediamo un pochettino come eravamo messi. No, vedo là che c'è del fumo in questa provincia. Quindi penso che sia appena stata conquistata. Dopo vediamo che clan sia questo qua. Allora, intanto qui vedo che devo mettere a posto no, la stavo già mettendo a posto, vabbè. La fortezza, che ho appena conquistato questa città. Qui intanto l'esercito sta andando su, sta reintegrando i ranghi, pian piano. Con il mio I miei Shinshishi qui, Shingashishi sono in grado di radunare gli sì. indecisi. Andiamo a vedere come è messa sta provincia. Vediamo un po' quanto esercito ha. Ma 6 truppe. Quando Andiamo. l'istigazione della popolazione ha Proviamo a incitare successo, una rivolta si che avrà una ribellione nella 49%. provincia Non scelta costa come neanche tanto, obiettivo. almeno 500. Maggiore è il supporto all'impero, più è Proviamo. probabile che l'istigazione vada a buon fine. Buono. Prima di Così mi dovrebbe anche confermare salire, l'ordine, secondo me. valuta bene. Perché comunque la percentuale non era tanto alta, vediamo un po'. Buonissimo. Mi è salito. Quindi direi che possiamo andare a vedere come upparlo. Questo è molto buono, anche se non vedo dove è la provincia. Dov'è il rivoltoso? Dopo ci va. Allora, vediamo un po' il servitore. Questo dà probabilità di assassinare gli agenti quando ti attaccano, questo invece dà più uno nel sotterfugio degli assassini, che mi interessa di più secondo me, più buono. Perché questo agente lo voglio fare contro gli altri agenti. Questo ramo qui mi dà gli assassini, dà più uno allo zero negli assassini e nell'infervorare, mentre invece il ramo a destra mi dà più uno nel persuadere le truppe e nel persuadere le province. Io questo qui lo voglio fare più concentrato sugli assassini, quindi direi che vado a sinistra, nel ramo qua. Sì, dai, qua. Ok, perfetto. Poi, qui vediamo cosa posso costruire. Il porto, non sarebbe male perché mi darebbe una rotta commerciale in più. Qui tanto non posso costruire niente perché mi costa tutto, poi c'è già due strutture che stanno andando. Ma dai, facciamo il porto. Dai, così almeno aumenta un po' l'economia. Tanto reclutare adesso non recluto. Bene, andiamo a vedere dove cacchio è andato a finire quell'esercito benedetto di rivoltosi. Eccoli qua, super che bestia di esercitino. È bello numeroso. Bravo il mio Shishishi qua. E poi c'è anche un altro cane che lo sta andando ad attaccare. Ma sono messi bene, so. E niente, direi che per questo turno non possiamo passare, non abbiamo fatto più niente. Ah no, facciamo, aspettate, commerciamo un po', vediamo che ho due alternative. Il clan Saga, che sono sotto gli imperiali, commerciano già con un sacco di gente, quindi sono buoni, e il clan Oka, che sono lì vicini, ma sono uno prosciugunato, quindi mi romperanno anche le balle. Vabbè. Clan Saga, proviamo a vedere questi Parlate e come... non farfugliate. La proposta è Onestà e soddisfacente, chiarezza buono. viaggiano di pari passo nei Dai, negoziati. proviamo. Ok, molto bene, Sono così qui per almeno questi sono un ascoltarvi. sacco di agenti, di partner commerciali. E niente, direi che per questo turno, cioè adesso vediamo un po' come è messo questo clan che adesso ho vicino che dal quarto su un altro, questo turno non posso fare più niente, direi che posso passare direttamente, passiamo. Si possono costruire le Eccoci ferrovie qua. in quelle Sì, sì, province sì, dotate sì. dell'edificio di Tanto le specializzazione ferrovie in prima che le questione. faccio, A ogni costano 5.000 e passa. Allora, qui sta intanto continuando a salire diciamo,
il favore della popolazione nell'imperatore. Intanto mandiamo il mio generale qua. E cominciamo un po' a dividere gli eserciti per vedere un pochettino. Un Ishin Shishi può instillare Andiamo a vedere l'entusiasmo qui tra come i sono membri messi, qui li ho visti, dell'esercito in li ho visti cui è rossi. inserito, migliorando la Queste qualità province qui delle vicine. cariche. Il livello di miglioramento è legato all'esperienza dell'Ishin Shishi in Sì, va questione. bene. Vedete che tutta la penisola comincia a tingersi di rosso, vuol dire che comincia a stare sul cazzo. Per cui potrei portarmi di là delle truppe. Cominciare un pochettino a rinforzare la mia capitale. Intanto qui truppiamo un pochettino per non rimanere di non rimanere indietro. Però due mi sa che è troppo. Dai, facciamo uno. Poi, qui come siamo messi a livello... Cioè, qui intanto sto andando su abbastanza bene come reintegro delle unità. Qui intanto mi dà che ho un più 3 di felicità, quindi 3 truppe le posso portare di là. Intanto. Buono. Così almeno divido un po' gli eserciti. Tanto qui quella città non mi attacca perché è sotto assedio da ribelli e altri clan. A livello economico non posso fare più niente, lì stanno rompendo le balle al clan, quel clan lì. Con la nave tanto veniamo che con la navetta qua, in modo tale da tenere controllato un po' i movimenti di questo clan. Io vedo che sono rami, che non è male come risorsa. Poi qui adesso mi manca l'ultimo turno di questa ricerca che stavo già facendo, tanto mi si sta cominciando ad andare avanti anche lo sviluppo del clan, che comincia ad arrivare a barra rossa. Qui non si possono muovere. Cosa commercio? Vediamo un po' a livello di commercio, ne ho 2 possibili, a piedi, non a navi. Gli Oka sono tutti 2 dello shogunato, vicini, questo lo sta anche prendendo, quindi almeno per un Sono turno. qui per ascoltarvi. Quando avrete... Per un turno commercio. Possiamo Un essere... turno mi sa che va a puttane questo. L'altro invece sono gli Oka che E dunque, sono rossi, ma cosa avete da dire questo? commerciamo intanto, tanto non succede niente se si rompono i partner commerciali. Non aspettatevi del Sì, tempo. sì, va bene. Buono. Direi che per questo turno adesso siamo a posto così. Passiamo. Allora, Le difese costiere sono batterie di Hiroshima, artiglieria accordo commerciale posizionate sospeso. accanto a un Avrà porto conquistato. per impedire alle flotte Andiamo da qui nemiche. clan distrutto. Hiroshima, a posto. Ho finito di costruire il ministero. Allora. Intanto con Shinshishi vediamo un po' come è messa sta provincia intanto. Quella provincia lì che è lì vicino. Ah, è vuota, non c'è truppe praticamente. Bene. Con la nave ma vicino qui vediamo un pochettino di vedere se sono movimenti strani. No, c'è un po'. Ok, vediamo un po' com'è la mia situazione. Bene, penisolina qua si sta tingendo di rosso sangue, quindi comincia a stare sul cazzo metà penisola, tranne quelli con cui commercio e quelli in fondo lì. Buono. Però almeno i miei vicini qua dall'altra parte sono tranquilli, sereni. Ah, adesso vediamo comunque come evolve la situazione. Io vorrei tenere fede alla vostra scelta, ma tocca vedere un po' la situazione cosa mi richiede. Intanto mettiamo le truppe dentro, così vanno avanti a ripristinarsi. Qui intanto stanno andando avanti, che c'è il mio daimyo. Qui allora sta aumentando il disappunto della gente per il discorso che sono a favore dello shogunato. Pian piano sto migliorando la situazione, però ancora un po' rogno. È un po' la ribellione al nuovo padrone. Però comunque la situazione è abbastanza stabile, dai, per sicurezza mi sa che ci porto il mio Shinshichi che dovrebbe... Shinshishi, che cazzo si chiama? Che nome è? Passiamo, dai, non faccio più niente. È Eccoci possibile qua. aumentare le capacità difensive di un castello migliorando le difese delle Quando ho finito una torri. ricerca. In battaglia le torri sparano automaticamente, ma si possono anche selezionare e controllare come se fossero delle unità, sebbene non possano essere Questo è spostate. il cazzo. Ogni torre potenziale. Forza. Allora, succede delle robe delle volte. Che hanno distrutto Yogi. Fukuyama. Vedi, cominciano ad andare via un po' di clan, meglio perché tutte le volte che devo passare il turno, questi due tanto ti si dichiarano guerra, ma a me ne frega un cacchio. Perché ogni volta che devo passare il turno ci metto una vita, perché ce ne sono tanti da passare. Allora, qui intanto mettiamo il mio Shinchi, come cacchio si chiama, così almeno sediamo un pochettino gli animi. Qua possiamo cominciare a fare un po' di fanteria, anche un po' di lancieri.
perché mi possono servire. Qui posso costruire, vediamo un po'. Qui volevo fare il cannone, poi facciamo il ninja, che è lo shinobi che mi serve, però anche se mi dà meno uno sviluppo, però mi sblocca anche le cavallerie, cosa che mi serve, anche se ne rimetto un po' di modernizzazione, ma pazienza, faccio un altro lanciere. Poi, vediamo un pochettino. Ah, mi dava anche l'economia, ovviamente, quella struttura che ho messo qua. Qui, intanto sta continuando a migliorare comunque il discorso dell'imperio, cioè della parte della provincia, sta andando sempre più verso l'imperatore. Qui con la mia navetta andiamo a vedere se dov'è tutti gli eserciti di questo clan qui, che mi sta cominciando a diventare ostile, ma non si vedono. Vabbè. Allora, qui ho finito con la ricerca e mi sto facendo, beh, questa è l'architettura. Secondo me non è male, meno 10 costi di costruzione di tutta la provincia, più una felicità, non è male. Faccio questo, dopo il militare lo faccio dalla prossima, che mi sembra che sia meglio. Possiamo passare al turno, direi, dai. In questo turno non dobbiamo fare più niente. Dopo Allora, aver costruito un porto il clan commerciale, sposa la lo si causa può imperiale. migliorare facendolo Yodo. diventare uno dei 3 Spero sia distretti uno di questi qui nella commerciali penisolina. corrispondenti a ciascuna potenza straniera Sì. attiva in Giappone in questo Ok. momento. Spero sia nella penisolina qua a sinistra. Vediamo un pochettino. Il clan Yodo. Beh, adesso non lo vedo, però vedo che comunque si sta tingendo di verde di più la penisola, anche quelli dove dovrei andare contro tra un po'. Per cui adesso, allora, vedo che ho sbloccato una rotta commerciale, buono. Qui, questi sono tutti clan, allora. I Tosa sono lì nell'isola. Dai, andiamo con questo clan qua, i Radu. Ascolterò la vostra offerta Mm. e risponderò come me. Ok, accettato, buono. Una saggia proposta che incontra il nostro favore. Ok. Accettiamo. Sì, dai, poco inconveniente. Più. Ascolterò la vostra offerta e risponderò come meglio posso. Bravo. Scusate, ma a me sentire come parlano mi fa morire da ridere. Mi tengo un attimo lì perché parlano tutti impostati. Allora, vediamo proprio che non mi vede quel clan Satsuma, che è questo qua in fondo. Clan incontrato. Satsuma, buono. Perché ho dei progetti futuri con questo clan. Cioè vorrei prima o poi allearmici. Prima vedo se prende forza però, se conquista anche quella città lì. Così almeno poi vado verso il shogunato come vi ho promesso e lui tiene a bada la penisola. Benissimo, poi adesso vediamo un pochettino cosa possiamo fare con questa città qua che mi sta sulle balle. Penso che l'andrò ad attaccare almeno quello, anche perché sarebbe una provincina lì vicino che mi farebbe comodo. Allora, intanto con questa provincia qua mi metto il mio esercito, lo metto qua che nel prossimo turno andrò, penso che vado a conquistare quella provincia lì. Con la nave intanto, prima che mi dimentico, torno qua su, così mi aiuta a bombardare un pochettino gli eserciti se arrivano. Questa provincia qui ha il rame, anche se non è quella dove che voglio andare a conquistare. Quella là che dicevo prima sono dalla parte dello shogunato, benissimo. Anche se io sto simpatico, ma vedremo. Passiamo. Buono Piederoli, direi che per questo video è tutto, dai, vi ringrazio per la visione, mi raccomando commentate e votate e se mi ritenete degno anche di darmi una mano col farmi conoscere magari, non so, condividendo, facendo come meglio credete. Per adesso vi ringrazio anche solo per la vostra, beh, anche solo per il fatto che mi seguite e ci vediamo alla prossima, insomma, dai. Ciao a tutti Piederoli.